Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici sportivi e ben ritrovati a tempi supplementari con la Serie B che cala il sipario sulla regular season, ma ci sarà tanto da dire, tanto da parlare, tanto sicuramente da obiettare anche su scelte davvero cervellotiche su questo format che è nato male e sta finendo davvero peggio. Parleremo chiaramente anche del Cosenza e del Crotone che insomma sono non solo ai titoli di coda in questo campionato ma in fase progettuale di un campionato, quello il prossimo, che ovviamente vedrà le due formazioni calabresi, speriamo, protagoniste assolute di questo torneo. Poi ovviamente in questa puntata tantissima Serie C con i playoff, con la gara del Massimino di ieri della Regina che chiude il percorso nei playoff con un risultato insomma che amareggia un po' la piazza, ma solo il risultato, perché insomma il percorso degli Amaranto fino al Massimino è davvero straordinario se si pensa dove la Regina a dicembre ha rischiato insomma di essere, dunque c'è da essere soddisfatti. E poi chiaramente parleremo anche del Catanzaro che ha trovato oggi il suo avversario, la Feralpi Salò dell'ex Mimmo Toscano. Ed allora tutto pronto, come al solito però, buonasera e ben ritrovato ad Attilio Valena. Buonasera anche da parte mia Paolo, ci stiamo avvicinando alla sessione estiva di calciomercato, ma sembra di avvicinarsi a quella invernale per la temperatura, però ci stiamo scaldando, visti sempre più vicini playoff infuocati, clima davvero straordinario ieri a Catania, ma ne parleremo. A Catania il clima, perché in generale il clima latita a queste latitudini, scusate il gioco di parole. E a proposito insomma di squadra, a proposito di componenti, di tempi supplementari, ben ritrovata alla sempre più bella e sempre più intraprendente Paola Palmieri. Buonasera a tutti. Buonasera anche a Paola e passo subito a presentarvi gli ospiti di questo nuovo appuntamento. Ha davvero fatto non bene ma di più in Serie D con la Cittanovese del presidente D'Agostino, battendo addirittura, togliendosi una grande soddisfazione, battendo il prestigioso Bari. Buonasera e ben trovato al mister Domenico Zito. Buonasera e grazie per l'invito. E a proposito di chi ha fatto divertire non poco il pubblico, non solo quello calabrese, ma gli amanti del bel calcio, ha sciorinato prestazioni su prestazioni, giocando un calcio fatto di grande intensità, di grande spettacolo. Ed allora buonasera e ben trovato anche a mister Ciccio Modesto del Rende. Grazie e buonasera anche a voi, grazie per l'invito. Grande squadra Attilio, grande parterre de Roi questa sera. Iniziamo subito Attilio, partiamo subito con i playoff, poi dopo ovviamente andremo un po' a fare il punto sulla programmazione del Cosenza e parleremo anche del Crotone, ma soprattutto analizzeremo insieme ai nostri ospiti quello che sta accadendo in Serie B. Tra l'altro insomma Ciccio Modesto conosce anche molto bene la piazza di Palermo, ci dirà anche la sua su quello che è il momento che vive la formazione rosanero. Però c'è subito il campo, Attilio, c'è una Regina che esce sconfitta 4-1 al Massimino. Direi che le recriminazioni stanno a zero, evidente anche la differenza fra le due squadre, è emersa anche sotto il piano del risultato, no? No, non mi è piaciuto sinceramente l'approccio, mi aspettavo una Regina maggiormente spavalda al Massimino di Catania, invece gli etnei hanno dimostrato da subito di essere superiori alla Regina. Come cifra tecnica penso ci siano sostanzialmente pochi dubbi. Il Catania all'interno della sua rosa esperienza, vivacità, reduce comunque da un cambio di allenatore, Sottil ha ritrovato entusiasmo, e davanti a un pubblico straordinario come quello del Massimino, che non ha bisogno certamente di presentazione. Ma dicevi benissimo tu anche fuori onda l'approccio anche per come si è svolta la partita e soprattutto per l'ultimo Regina Catania, che è rimasto un po' negli occhi
di tutti i tifosi amaranto, una regina che aveva ammazzato anche psicologicamente il Catania probabilmente doveva essere preso alto, maggiormente pressing, invece la regina ha sbagliato a concedere, con il senno del poi è sempre chiaramente più semplice parlare, ha concesso il pallino del gioco a una formazione che quando gli concedi il pallino del gioco, gli concedi spazio, ti fa male, e con la cifra tecnica a disposizione, un Di Piazza ieri sontuoso, tanti elementi di grande esperienza come dicevamo prima, ma il cammino della regina si ferma qui, ma ripartirà a breve con scelte societarie importanti che vedrà certamente gli Amaranto protagonista di un campionato fondamentale nella prossima stagione. Rimaniamo però legati alla partita di ieri, coinvolgo subito mister Zito. Mister, ci si aspettava una regina più sul pezzo, una regina magari un po' più coraggiosa sotto il profilo delle scelte, no? Anche in relazione a quella che era stata la vittoria, seppur non allenata in quel frangente da Roberto Cevoli, ma il campo aveva detto che se aggredisci il Catania nella propria metà campo va in difficoltà sotto il profilo difensivo. Era forse quella l'arma giusta per poter cercare quella che comunque sarebbe stata un'impresa, è giusto rimarcarlo, non era certo semplice andare a giocare a Catania per un solo risultato. La regina di Cevoli per scelta ha sempre giocato aspettando un po' l'avversario, rimanendo un po' chiusi, si parla di equilibrio, poi sono scelte, tu ti alleni per quello e poi lo riproduci nel confronto con l'avversario. Ieri è stata evidente l'attesa in una gara diciamo che per valori tecnici secondo me il Catania ha molto di più sui singoli e le giocate dei singoli poi hanno fatto la differenza. Troppa rinunciataria, ma chi l'ha vista la regina di Cevoli è sempre stata questa, ma non è una critica, ma sono scelte, possono andare bene come no. In questo caso non hanno pagato. Mister Modesto, tu hai avuto lo stesso, diciamo, situazione psicologica, no? A Potenza, sei andato lì per un solo risultato, siete stati dentro la partita però per tutto il match, poi insomma la fortuna non ha girato, però è più semplice magari cercare di giocarla a viso aperto in questo caso, o aspettare l'avversario nella speranza o comunque nella ripartenza giusta? No, io penso che sempre un allenatore prepara la partita per come lui la vuole interpretare, quindi magari io a Potenza l'ho giocata per giocare solo per la vittoria, giocarmi la vittoria. La sfortuna è stata che proprio quella partita lì non giocata benissimo dei miei, però siamo stati bravi a portare la partita fino all'ultimo con gli avversari, avendo paura negli ultimi minuti, perché poi quando giochi delle partite dove tu hai 2 risultati su 3 e una squadra ce l'ha solo sul risultato pieno, che è la vittoria, negli ultimi 10 minuti ho visto un Potenza che aveva paura, perché qualsiasi palla che poteva cascare in area di rigore poteva succedere qualcosa, però loro sono stati bravi, è una squadra che comunque ha potenzialità importanti sia in fase difensiva che in fase offensiva, e quindi si sono difesi bene, dove non hanno rischiato quasi nulla, solo qualcosina all'ultimo dove secondo me qualche paura se la sono creata, però penso che noi abbiamo fatto una partita giusta da fare, però non ai nostri livelli. Siamo andati anche lì a giocare con 7 under tra 99 e 98, quindi abbiamo iniziato una gara con piccoletti in mezzo al campo, poi dopo nel secondo tempo ho messo più struttura, perché anche lì ho giocato un pochettino con diciamo, interpretare la gara in un momento all'inizio con gente più rapida e poi dopo mettendo nel secondo tempo gente più strutturata, dove andavo anche sui calci piazzati a creare dei problemi. Questo poi ti va bene, ti può andare bene come ti può andare male, quindi è una strategia, alla fine sono sempre scelte degli allenatori. Mister, però non è piaciuto l'atteggiamento di Sottil ieri, palesato anche attraverso le immagini televisive in diretta,
insomma, una caduta di stile per il tecnico del Catania che insomma, poteva tranquillamente evitare, visto anche il passato in maglia amaranto, e insomma, un atteggiamento per stessa ammissione poi anche di mister Cevoli che aveva origini sin dallo spogliatoio, no? Insomma, sì, un atteggiamento molto minatorio dal punto di vista dell'ambiente. Di certo non sono scene piacevoli e che sono da esempio a chi ci vede. Poi non sappiamo i particolari, ma qualsiasi situazione sia accaduta negli spogliatoi o anche precedentemente non giustifica un comportamento, a mio avviso, poco serio. Assolutamente. Attilio? No, penso ci sia poco sostanzialmente da aggiungere. Lì le immagini, ahimè, le hanno viste un po' tutti, e credo che indipendentemente da quale sia il trascorso, quale sia una vicenda, vedere un bambino non è assolutamente retorica, ma penso alla realtà dei fatti, conoscere e guardare, non penso ci sia da obiettare su un giudizio sostanzialmente negativo. E Roberto Cevoli dall'altra parte credo sia stato un signore a pensare solamente al campo e non a farsi prendere magari dalla foga che in quel momento ci poteva anche stare. È un rammarico però, mister Zito, c'è, ed è quello insomma, di aver subito raddrizzato la partita con il gol di Ciccio Salandria, e l'episodio che, come da sempre nel calcio determina poi le partite, insomma, l'autogol di Gasparretto ha un po' rovinato i piani forse di Cevoli, no? Sì, però bisogna essere anche obiettivi su quello che si è visto in campo. Il Catania, al di là dell'episodio favorevole, perché ad esempio c'è stato anche un rigore a mio avviso netto sul 3-1 non dato alla Regina, ma al di là di questo non credo che ci siano dubbi sulla netta superiorità dal punto di vista tecnico-tattico, questa volta a mio avviso anche atletico da parte del Catania. Tutti si aspettavano un atteggiamento diverso, però io torno sempre su questo concetto: se tu quell'atteggiamento non lo alleni non te lo puoi ritrovare così all'improvviso. Io sono stato spettatore di Regina Monopoli di domenica, la stessa partita, ci è andata bene l'episodio di Ungaro che ha trovato il gol della domenica, ma per il resto sempre pallino del gioco all'avversario, noi a 20 metri dall'avvio dell'azione dell'avversario, quindi mai questo atteggiamento di andare a prendere gli atti. Sono scelte che sono state allenate, che sono state preparate, quindi bisogna accettarle, però purtroppo poi non hanno pagato. L'esperienza di mister Modesto, ti chiedo Ciccio, quel trio così importante sotto il profilo del nome, ma anche dell'esperienza che è De Falco, Strambelli e Bellomo, tre calciatori che evidentemente, soprattutto Bellomo, non si è calato bene nella realtà della Serie C, che insomma, come dicevi prima tu, necessita di un mix di velocità, di aggressività, poi di esperienza. No, ma sicuramente non è facile scendere di categoria perché poi ti vai a trovare di fronte dei ragazzi più giovani magari, parlo dei miei, dove hanno delle motivazioni così alte, dove loro ci mettono l'agonismo, l'impegno, il lavoro quotidiano negli allenamenti, e poi quando vedono giocatori del genere magari si esaltano pure. E quindi raddoppiano ancora di più questo modo di stare sulla partita, che questi giocatori, che sono grandi giocatori. Bellomo è un giocatore che ha fatto anche la differenza in Serie A a momenti, no? Perché lui ha giocato anche in Serie A, e quindi quando scendi di categoria, se non hai l'approccio che avevi lì su, poi ritrovarli in Serie C è dura. Se non hai la gamba giusta, non hai la testa giusta, fai fatica anche in C. Due note non tanto a margine, però credo che nel giudizio complessivo di Roberto Cevoli va anche giudicato come Roberto Cevoli abbia preso questa squadra, una squadra probabilmente svuotata sotto ogni punto di vista, dalle certezze anche dalla condizione fisica, l'ha rimessa in moto in men che non si dica. La Regina è arrivata ai playoff anche per la serenità che ha trasmesso Roberto Cevoli, ma la strada l'ha indicata ieri il presidente Gallo con quel tweet profetico che indica sicuramente una via importante per la Regina del futuro. Il mister diceva benissimo, secondo me, sulla difficoltà vera che ha questo campionato, ha una morsa incredibile. L'ultimo esempio è Lecce,
che ha da subito imposto il suo ritmo in Serie B, viene da una promozione. Anche lo stesso Cosenza è riuscito a tirarsi fuori dalla Serie C, ha fatto un gran campionato di Serie B, ma poi potremmo citare Benevento, Novara. Quindi far bene in questo campionato, soprattutto nel girone C, con la pressione, con il tifo che poi ti spinge, può dare e può togliere, assolutamente non è facile. Nel complesso credo che la stagione della Reggina, anche con i nuovi acquisti, sia secondo me da giudicare in maniera sufficiente. Mister Zito, diceva Attilio, c'è una grande base di partenza che è appunto la solidità espressa dal presidente Gallo, che ha dato delle certezze notevoli dallo store, dal pullman, ma soprattutto dagli stipendi pagati puntualmente, che poi è quello che conta tantissimo. Il Sant'Agata che a breve arriverà, il restyling del Granillo e soprattutto i 15.000 di Regina Monopoli, che rappresentano un patrimonio inestimabile per la città. Sì, bisogna ripartire da quei 15.000. Il Presidente ha avuto il merito di produrre fatti, che non è facile in questi tempi, soprattutto in Serie C e in un contesto di Reggio Calabria, città che non attraversa certamente il momento migliore. Lui ha creato entusiasmo, è riuscito, ripeto, attraverso i fatti ad avere credibilità, e sono certo che è una base importante per il prosieguo. Certo non fa i gol, cioè il Presidente non segna, non è un attaccante, non è un centrocampista, deve scegliere le persone giuste al posto giusto, perché tra l'altro il prossimo anno, se andiamo a guardare quello che ci sarà in Serie C, Palermo, probabilmente Foggia, Bari, che secondo me sarà il valore aggiunto, non sarà facile riuscire ad ottenere sul campo quello che in effetti lui ha in mente. Bisogna trovare, non sbagliare la scelta degli uomini. Ritengo che già ha fatto un po' di esperienza, in alcuni casi negativa, in altri positive, e secondo me ci sono i presupposti per ritornare ai fasti di un tempo, di quando Modesto era protagonista in campo. Era cittadino onorario, tra l'altro, di Reggio Calabria. Per quello che hanno fatto era il minimo. E allora il mister Zito mi lancia proprio l'assist per la copertina che abbiamo appunto dedicato a mister Ciccio Modesto. Se in regia Enzo Leonetti è pronto, andiamo a vederci la copertina dedicata a mister Modesto. Arriva, Sull'ottovolante in campo, da calciatore ed allenatore, Francesco Modesto, Ciccio per gli amici più stretti. Da Crotone comincia però a macinare metri sulla fascia e a mostrare il suo potenziale a Cosenza. Da Cosenza a Palermo, poi l'Ascoli, fino a diventare un punto fermo della Regina di Walter Mazzarri, sopperire all'assenza di Jacopo Balestri, compito abbastanza arduo ma non per Modesto, che scrive la storia amaranto, fino a diventare cittadino onorario della città con i compagni ed a tirare su di sé l'interesse di grandi club, in particolare la Roma. Se lo accaparra soffiandolo alla concorrenza il Genoa per 4,5 milioni di euro. Il campionato parte col botto e poi il grave infortunio che non spegne però i suoi sogni di gloria, anzi, poi Parma, Pescara, Padova e la ciliegina sulla torta, il ritorno a Crotone, dove tutto iniziò, un sogno diventato realtà, la promozione nella formazione della propria città, Modesto profeta in patria, l'inizio di una nuova vita poi da allenatore, l'accoglienza nella famiglia rende, la prima squadra, il bel gioco, la spregiudicatezza. C'è chi lo paragona a Juric, chi a Gasperini o forse Modesto. È semplicemente Modesto. Questa è la copertina dedicata a Ciccio Modesto. Ti è piaciuta, mister? Grazie. È un po' emozionante. È tanta roba, lei, sì, roba, una carriera straordinaria. Prima di parlare del tuo rende ci sembrava un po' doveroso, no? Ricalcare un po' quella che è stata la tua carriera da calciatore, partita dalla Calabria, terminata in Calabria, ma che ha visto davvero livelli altissimi. Per esempio nelle immagini prima, mister, vedevamo un amichevole con il Real Madrid, con la tua Regina. Sì, eravamo in ritiro e quello è proprio l'anno quando poi abbiamo avuto la penalizzazione dei -15, quindi eravamo in ritiro vicino Perugia, poi dopo mi sa che l'allenatore del Real Madrid era Capello, sì. E quindi fece sta amichevole contro la Regina, ci mandò un aereo, loro erano in Austria,
andammo in Austria, un viaggio che non terminava più perché abbiamo avuto turbolenze tutto il viaggio, bruttissimo, e Giacomo Tedesco mi ricordo che stava un male, e poi dopo abbiamo fatto questa partita straordinaria con dei campioni, c'erano dentro, c'era Van Nistelrooy, Cassano che era appena arrivato, c'era Beckham, Roberto Carlos, c'era uno squadrone, i Galatticos, sì, erano proprio loro quelli là, i veri, e quindi fecemmo pure bene, però 1-0. sì, Leon fece una partita, infatti alla fine partita abbiamo detto quasi quasi il presidente ti vende al Real Madrid sicuramente, perché ha fatto una partita, avevo fatto benissimo, ho preso pure un palo per la partita. Vabbè, lo diede poi al Genoa, incassò bei soldini quell'anno. Senza che il mister lo sapesse. Senza che A gennaio. Senti Ciccio, toglimi una curiosità, no? Quello fu, come dicevi tu, un anno particolare, meno 15, colgo l'occasione, insomma, perché sono tanti anche i tifosi reggini che ci seguono. Ma cosa vi disse Lillo Foti ad inizio stagione per galvanizzarvi in una cavalcata che non ha uguali, cioè salvarsi in quelle condizioni veramente equivale a vincere la Champions League? No, e io penso una cosa, che noi eravamo in parte tutti giovani, perché eravamo veramente rimasti pochi giovani, perché eravamo io, Mesto, Lanzaro, anche se già avevamo fatto già delle esperienze importanti anche in Serie A, e poi c'era Giacomo che aveva tante esperienze, era rimasto Lucarelli, Aronica, Amoruso, Ciccio Cozza era andato via, Paredes era andato via, quindi Franceschini era andato via, De Rosa era andato via, c'eravamo rimasti veramente in pochi, eravamo 12-13 giocatori, in più c'era in rosa, c'era Ceravolo, c'era Missiroli, c'era Barillà, c'erano pochi giocatori, poi piano piano arrivavano, qualcuno è arrivato Amerini che aveva fatto solo Serie B, Tognozzi che aveva fatto Serie C addirittura, quindi era una squadra che all'inizio noi avevamo paura, perché giustamente il risultato, avere meno 15 in Serie A, si è retrocesso, il pensiero è quello. Però poi dopo la forza del presidente, dove lui stava dalla mattina alla sera con noi, cioè lui era sempre presente, era uno che stava sempre lì con la squadra, e poi avere un grande allenatore, non solo motivatore, ma un grande in tutto, a livello tattico, a livello come faceva giocare la squadra, una squadra spensierata, perché poi alla fine lui quell'anno fece proprio 3-4-3 fisso, e quindi dove ha giocato veramente con le tre punte, e quindi poi chi a gennaio vendiamo Leon, arriva Pasquale Foggia e anche lui fa la differenza da gennaio, che non è facile. Riprendiamo Viggiani, e Viggiani ci fece gol a Cagliari subito, doppietta, quindi vuol dire che era una stagione che tutti quanti poi alla fine facevano tifo per noi, cioè andavamo in giro per l'Italia, le persone facevano tifo per noi. È stata un'impresa perché straordinaria. è stata un'impresa spettacolare, perché poi sul campo abbiamo fatto 51 punti. Ed era Coppa Europa UEFA. League. Sì. Europa League, straordinario ricordo di Ciccio Modesto. C'è tanto di Walter Mazzarri in Ciccio Modesto allenatore nella creatura rende, soprattutto nella come dire, nella mentalità degli esterni, o no? Sì, quello sì. Diciamo che gli esterni con il mister fanno sempre tanti gol, quindi o assist, o tanti assist o tanti gol. E quella è una cosa che è un'arma in più, secondo me, per il calcio che anche il mister Zito gli piace fare, perché ho avuto la fortuna di fare un amichevole contro il mister, quindi me la sono vista brutta, perché la sua squadra era molto aggressiva, eravamo a specchio, quindi erano tante botte. No, gli esterni diciamo che sono il l'ago della bilancia della squadra, perché se hai due esterni che ti fanno sia la fase difensiva e la fase offensiva nello stesso modo, hai già un buon 50% della squadra. Attilio, detto della Regina, detto della debacle di Catania, c'è anche un Monza abbastanza fortunato, abbiamo direi, seguito, insomma, anche nel sorteggio dell'avversario direi che è andata abbastanza bene. Ha beccato l'Imolese, insomma, però se l'è vista un po' brutta, perché a 2-3 minuti dalla fine sul Tirol, che a Cosenza conoscono molto bene,
era riuscita nell'impresa a vincere a Monza, invece poi è uscita la qualità della formazione brianzola. No? È uscita la qualità, ma anche secondo me con tanti difetti, la tenuta in campo, probabilmente anche un approccio fisico non eccezionale, ma la qualità poi in determinate circostanze come ieri è venuta fuori. Ma credo che ci siano squadre che ci arrivano meglio a questo appuntamento, però aprendo una parentesi sul rende... L'apriamo subito dopo la pubblicità, quindi rimaniamo con la parentesi. Paola, ci fermiamo? Sì, ci fermiamo a tra poco. Non Pubblicità. non cambiate canale con Paola Palmieri, dai. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Continua in studio anche l'analisi tattica e tecnica, il mister Modesto è rimasto impressionato, diceva insomma la copertina del gol di Serie B, abbiamo deciso di metterla in musica e magia prima di fermarci per la pubblicità, straordinario Tutino. È un giocatore che secondo me è un giocatore che anche in Serie A può fare la differenza. Dicevi proprio questo a microfoni spenti, insomma il Napoli dovrebbe puntare su questo ragazzo, ovviamente a Cosenza non sono d'accordo, però... No, è normale che a Cosenza, perché è un giocatore molto importante per il Cosenza, però penso che Tutino è un giocatore del Napoli, penso che il Napoli è un giovane che può puntarci e può farlo crescere, poi con un allenatore come Ancelotti può crescere tanto secondo me. Assolutamente. Attilio, per chiudere c'è una parentesi. Sì. Quale? No, Tonda? sul rende, quadra, tonda, perché poi lo spettacolo visto in campo è stato sicuramente straordinario. Il rende, visto nella prima parte della stagione, mi ha ricordato molto il Crotone di Ivan Juric. Il mister probabilmente non lo ammetterà mai, ma per intensità, per agonismo, per aggressione della partita, credo che veramente, come dicevamo anche a microfoni spenti, il rende di Ciccio Modesto nella prima parte di stagione soprattutto, ma anche nella seconda parte, con qualche risultato certamente in meno, è stata l'espressione di calcio probabilmente più bella in tutta Italia, indipendentemente dalla categoria. Mister. Grazie, però è un grande elogio. Sicuramente siamo molto simili, ho preso molto del modo di interpretare il calcio, però poi dopo qualche idea un po' cambiata rispetto alla sua, però è simile come calcio rispetto al Crotone, il fatto di andare a marcare il basso in un certo modo, le uscite, poi qualche uscita l'abbiamo cambiata anche noi, che lui notava, perché lui mi chiamava dopo le partite per questo, poi è bello perché poi ti confronti, stai lì però io mi sono divertito, io ho sempre, ogni giorno che andavo al campo andavo ad allenare perché mi volevo divertire, perché vedevo i ragazzi che si divertivano, anche facendo una fatica secondo me impressionante, perché comunque gli allenamenti, il mister mi può insegnare in questo, se non ci metti quell'intensità poi la domenica non te la ritrovi. Cioè, non vuol dire che tu dici io alleno con intensità o meno intensità, se alleni con meno intensità la domenica giochi con meno intensità, se giochi con intensità la domenica vuol dire che durante la settimana vai forte, e quello è la prima a proposito di intensità, mister, so che Paola insomma ha una domanda che io in parte ho un po' anticipato, però insomma rimarcava cosa Paola? Sì, allora il suo rende è stata, diciamo, la squadra più straordinaria nel campionato. Diciamo il ruolo fondamentale degli esterni nel suo gioco, qual è, diciamo? No, io prediligo sempre che chi fa sempre il gioco sono i difensori centrali, io parto con l'azione sempre dai difensori centrali dove vanno in costruzione e creare superiorità numerica. La differenza tra me e mi riallaccio di nuovo a quello è che io faccio abbassare anche un centrocampista. Quando io porto giù un centrocampista poi succede che si crea sempre una situazione di superiorità dove io poi porto su il terzo che va a giocare con l'esterno che lo porto su, quindi devo tenere sempre bloccato qualcuno, quindi in avanti io parlo sempre di numeri, non parlo mai ai miei giocatori di moduli.
Se io porto 5 giocatori avanti e loro ne hanno 4, vuol dire che loro per stare in parità numerica devono metterne 5. O addirittura se non vuoi stare in parità numerica devi stare per forza in superiorità, quindi devi fare 6 contro 5. Quindi io ho sempre superiorità quando ho palla. Quindi il gioco viene e poi l'esterno deve essere bravo, che quando c'è l'azione da destra all'esterno di sinistra deve andare a chiudere sempre l'azione, perché spesso e volentieri se sono bravi nell'inserimento si trovano sempre soli. A Coverciano. A Coverciano, assolutamente, ma poi è bello che tutto nasca dalla semplicità e dalla bellezza di Paola Palmieri, insomma ha centrato nel segno, andando ad approfondire anche gli aspetti tecnici e tattici di mister Modesto. Chiudiamo un po' il capitolo legato alla Serie C, Attilio, con l'analisi di una partita che a questo punto appare sulla carta, per quello che sento dire, è abbastanza semplice. Io mi inizierei un po' a preoccupare, perché il Catanzaro dovrà andare a far visita alla Feral Pisalò, una formazione che annovera in attacco un certo Airone Caracciolo, quindi insomma gara da prendere assolutamente con grande attenzione, con grande capacità di approcciarla bene, perché se vai lì e rischi insomma di perderla poi comprometti un po' tutto. Non è semplice, insomma. No, credo sia, almeno dal mio modesto punto di vista, è un gioco di parole, perdonami mister, l'avversario più difficile da dover incontrare. Non solo per la qualità dei giocatori in campo, Caracciolo, Maiorino, Simone Pesce, ma anche per l'aria nuova che si respira dopo l'addio di Mimmo Toscano e l'arrivo di un esordiente come Zenoni. Anche per questo secondo me è anche difficile inquadrarla da un punto di vista tattico. La Feral Pisalò sulla carta parte con un 4-3-1-2, ma le differenze sono sostanziali con l'impatto di mister Toscano. Però credo che il Catanzaro abbia da sé i 2 risultati su 3 da poter conquistare, ma attenzione a sottovalutare questa gara, ci vorrà un impatto importante e assolutamente, ribadisco, non sottovalutarla, perché la Feral Pisalò ha uomini, non sarà una piazza eccezionale da un punto di vista di tifo e di pubblico, ma ha grande ambizione di base. Ecco, ripartiamo da quello che diceva Attilio, mister Zito, le ambizioni di una formazione che non ha un pubblico straordinario alle spalle, ma ha solidità economica, voglia di arrivare in Serie B, lo aveva già dall'anno scorso, avversario difficile per gli uomini di Auteri, mister? Senza dubbio, chi c'è stato lì nel Feral Pisalò parla di una società modello, oltre che di una piazza dove si sta bene. Poi gli interpreti è tutta gente di qualità che fino a qualche anno addietro faceva la differenza addirittura in Serie B. Sono partite diverse, perché si inizia a giocare sui andata e ritorno, quindi già secondo me i valori verranno fuori. Io l'ho vista, il Feral Pisalò l'ho vista, ha un atteggiamento completamente diverso rispetto alle formazioni di Auteri. È una squadra più attendista che cerca di sfruttare le qualità dei calciatori davanti, almeno giocava con Mimmo, con questo trequartista dietro le 2 punte. Secondo me sarà un bel confronto, con ovviamente i favori del pronostico da parte catanzarese. Mister Modesto, invece a te chiedo, il Potenza che hai visto di recente può mettere in difficoltà il Catania di Sottil? Chi avrà la meglio a tuo giudizio su questo match? È una partita, non è facile sicuramente, perché sono tutte e 2 squadre con giocatori di esperienza superiore a questa categoria, quindi è una partita che secondo me la giocheranno molto sull'interpretazione personale del giocatore, non tanto per come si troveranno poi durante la gara, e quindi è una partita secondo me molto bella da vedere. Sono 2 squadre che secondo me, il Potenza per quanto mi riguarda sta anche bene fisicamente, quindi secondo me sarà una bella partita. Il Catania visto ieri evidentemente da questo punto di vista tanto bene non sta fisicamente. No, ma l'interpretazione personale, quando hai comunque un centrocampo formato da Giama, formato da Biagiante e da Lodi, credo poi faccia la differenza. Un centrocampo da Serie A, il centrocampo del Catania della Serie A messo in una categoria diversa, con Rizzo di piazza davanti, con anche lo stesso Davis Curiale in panchina tra l'altro ieri, quindi una rosa che c'entra sostanzialmente poco con questa categoria.
Però il Potenza, insomma, visto contro il Rende, è un Potenza che può... È bravo secondo me, forse il mister mi correggi se sbaglio, è bravo anche a non far giocare bene l'avversario. Il Catania, visto ieri, ha la sua abitudine, secondo me, ad imporre il suo ritmo. Forse trova l'avversario che tatticamente può mettere in difficoltà, non facendolo rendere, probabilmente come ha reso anche contro la Virtus Francavilla di Bruno Trocini ieri. Anche se il Potenza dovrà fare qualcosina in più, perché nei due confronti a parità, insomma, poi passerà la squadra posizionata meglio in classifica, in questo caso il Catania. Chiudiamo quindi il capitolo legato alla Serie C e Tilio lo chiudiamo ovviamente con un discorso di mercato, no? Che vede anche protagonisti gli Amaranto del patron Gallo, che a questo punto, come ha twittato lui stesso, sarà un nuovo domani. Ma che domani sarà in casa Amaranto? Sarà un domani importante, partendo da una base già forte, un mercato iniziato in anticipo, quello del direttore sportivo Massimo Taibi, che ha portato alla corte di Massimo Drago allora gente come Bellomo, Dumbia, Strambelli, abbiamo ampiamente commentato, ma c'è da sciogliere il nodo relativo al tecnico. Roberto Cevoli la prossima settimana avrà un summit con la società per capire le volontà, per gettare eventualmente le basi, se per un futuro insieme oppure un futuro altrove. In questo momento si va verso una separazione con Roberto Cevoli, che secondo le informazioni in nostro possesso è un'opzione per il nuovo Cesena, che sta studiando anche un'ipotesi legata ad un possibile ritorno di Pierpaolo Bisoli dopo l'addio al Padova, e piace anche moltissimo allo stesso Padova, che però ha diversi nodi da sciogliere, mentre per la Regina il nome in pole position resta sempre quello di Eziolino Capuano. Si farà un tentativo per un altro tecnico maggiormente d'esperienza, ma Eziolino Capuano avrebbe dato l'assenso ad un arrivo a Reggio Calabria per un progetto che sta iniziando a nascere, un progetto che vedrà, come abbiamo detto spesso e volentieri da questi microfoni, una Regina assolutamente protagonista nel prossimo campionato, in un campionato in cui ci sarà il Bari che si sta già attrezzando con calciatori che fanno differenza in Serie B, figuriamoci in Serie C, il Bari che farà un tentativo per Palmiero e Tuttino ancora una volta, essendo di proprietà del Napoli, il Bari che ha l'accordo con Di Gaudio, piace Perina per la porta, piace Sabbione, il Bari che ha confermato Cornacchini con un Avellino che ha grandi ambizioni, piace Guidi per la panchina, quindi un girone che vedrà protagoniste tante piazze importanti, e resta da capire a questo punto il futuro di Palermo e Foggia, alle prese con tante difficoltà a livello soprattutto di gestione di Lega, e la prossima settimana sarà quella decisiva per capire le sorti di queste due grandi piazze. A proposito di futuro, cerchiamo di capire quale futuro avrà protagonista Ciccio Modesto. Resterai mister sulla panchina del Rende o magari l'ambizione che è intrinseca in ognuno di noi ti porterà magari a migliorarti e andare via da casa Rende? No, io ancora devo ancora avere il colloquio col Presidente, però penso che a giorni, perché noi ieri sera abbiamo avuto la cena finale tutti quanti insieme, quindi penso che poi dopo a giorni parleremo sicuramente del futuro e tutto. Poi i matrimoni vengono fatti in due, alla fine non lo so che cosa succederà. Io comunque non so, alla fine abbiamo fatto un grande lavoro, quindi ci dobbiamo solo incontrare, parlare e discuterne. E sarebbe sicuramente la chiarezza dei programmi, la volontà insieme magari di dover proseguire, però una cosa la vogliamo capire, proviamo a tirargliela al mister, vediamo se ci regala un titolo. La volontà di mister Modesto è quella di rimanere a Rende, oppure hai ricevuto qualche altra telefonata? No, io non ho ricevuto ancora nulla, niente, quindi devo solo discutere con Rende, come ho sempre detto. Il Presidente, io avevo letto un'intervista che aveva fatto non so dove diceva che a me 3 mesi fa il Presidente mi aveva chiesto di rinnovare, e io ho detto no, a mente fredda, quando finisce l'anno, dove si finisce tutto il lavoro, ci sediamo e ne parliamo, è tutto qua. Poi, speriamo insomma che mister Modesto possa continuare almeno un altro anno il lavoro a casa Rende. È ovvio che il lavoro fatto in questa stagione non è passato inosservato, è un lavoro straordinario, un lavoro sotto gli occhi di tutti. È chiaro che l'ambizione è quella di migliorarsi, però insomma a parità
di categoria, insomma, o comunque con lo stesso progetto, è evidente che insomma, la riconferma potrebbe essere la soluzione ideale, però staremo a vedere insomma, le parti cosa decideranno. Attilio, dicevamo una Serie B che è terminata, una Serie B che davvero regala sempre pagine negative in maniera conseguenziale. La vicenda Palermo è incredibilmente negativa sotto gli occhi insomma, di tutti i tifosi che a questo punto vedono davvero poca credibilità attorno al sistema calcio, attorno a una categoria che da sempre era il punto fermo degli italiani, la B da sempre fucina di grandi talenti. Oggi invece c'è da fare i conti con una situazione davvero drammatica. Qui non si parla di amici, non amici, qui non si parla di antipatie e di simpatie, si parla di un rispetto che manca per la gente, per un rispetto per una piazza straordinaria come quella di Palermo e per un rispetto che si parla per una piazza come quella di Foggia. Noi ritorniamo, proviamo a tornare indietro, veniamo dai famosi treni del gol per cui ancora non è stata fatta totalmente chiarezza, veniamo dalla vicenda legata al Crotone, veniamo da un regolamento cambiato in corsa quest'estate e ci ritroviamo ancora una volta all'inizio dell'estate con una nuova stagione alle porte, con un regolamento cambiato in corso d'opera, con una decisione che è stata presa, inutile dire da gente parte in causa all'interno dei membri della decisione della Lega di Serie B. C'era il Perugia, c'era il Benevento, c'era la Salernitana, tutte squadre interessate. Io credo che ci voglia sostanzialmente rispetto per chi muove questo sport, ovvero per i tifosi. Non è assolutamente retorica, anche se il regolamento potrà essere cambiato nuovamente, perché non è escluso che poi i playoff si possano giocare, sempre dalle informazioni in nostro possesso, ma ribadisco il concetto, è un discorso che una formazione che termina il campionato a terzo posto non si può ritrovare il giorno dopo in Serie C. Il Palermo è stato condannato alla retrocessione in Serie C per l'illecito sportivo di questa stagione. In questa stagione il bilancio del Palermo è inattivo, gli stipendi nonostante le difficoltà sono stati pagati e non trovo il senso logico in una decisione che non ha nulla di logico, una decisione illogica che fa capire ancora come questa categoria, questo sistema e soprattutto la gestione balata sia assolutamente fallimentare. Sì. Una nota non tanto a margine, secondo me, che potrebbe fare la differenza è che questo campionato di Serie B è stato probabilmente il campionato più bello di tutta Europa, con talenti continui, protagonisti del calciomercato, e non vedo perché una categoria che è da punto di riferimento per tutto il calcio italiano debba essere sempre macchiata da vicende che non c'entrano assolutamente niente con il calcio. Beh, mi trovi d'accordo fino al momento in cui parli di bilanci. Quando poi parli di bilanci, qui mister Zito si parla di bilanci falsificati, quindi qui bisogna andare a fondo e capire che cosa e chi ha autorizzato il Palermo, e quello è il discorso, perché gli organi di controllo che evidentemente... Se la Covisoc ti dà l'ok per partecipare ad inizio stagione, non puoi estromettere una squadra dal campionato alla fine del campionato, devi estrometterla prima. Quello è l'errore di base, per questo non può essere condannato il Palermo. Mister Zito, è una situazione davvero triste. Ogni anno il calcio italiano ti regala situazioni a dir poco comiche. Purtroppo poi ci si lamenta perché in termini calcistici siamo considerati il terzo mondo. Quando la problematica deriva sempre da chi dirige, poi il discorso è molto ampio, però quando politica, gestione particolare delle società che cambiano dirigenti dalla sera alla mattina, senza alcuna cultura e senza alcuna copertura finanziaria, perché ovviamente quando tu le regole, la Covisoc o ora non ricordo com'è quella in riferimento alla Serie B, qual è che deve vigilare, ti dà l'ok, allora vuol dire o che le carte sono strane o che è tutto a posto, ma ogni anno c'è questa problematica, quindi il vero problema del calcio italiano a mio avviso è proprio quello dei dirigenti, che dovrebbero essere molto ma molto più controllati.
poi ogni volta poi si falsifica un qualcosa che il campo ha detto in maniera diversa. Tra l'altro parliamo di una formazione, quella del Palermo, che Ciccio Modesto conosce molto bene, perché tra l'altro il ciclo a Palermo iniziò proprio quando, se non ricordo male Ciccio, Zamparini ti portò da Venezia a Palermo e quindi finisce proprio purtroppo in malo modo per il Palermo con Zamparini. No, sì, io sono stato forse uno dei primi giocatori a firmare col Palermo la cordata che passò dal Venezia al Palermo. È un presidente che è ancora tutt'oggi focoso, però mi dispiace che il Palermo può fare, perché con un campionato così, terzo posto, a giocarsi il campionato per vincerlo e così, e poi ritrovarsi, io penso che sono penalizzati non solo le società, ma una città intera e i calciatori. No, i calciatori, secondo me è anche pure un vantaggio per i calciatori, però società e città è penalizzante. I calciatori, ci sono calciatori importantissimi al Palermo, loro appena, poi ci sono gli avvoltoi, sono già pronti, non vedranno l'ora che magari il Palermo ma anche perché si liberi di questi giocatori, Nestorowski, Tarkovsky, Cioce, Balesami, c'ha giocatori che giocano anche in nazionale questi, quindi vuol dire che perdono anche un patrimonio importante. Ha inciso anche durante il corso della stagione, no? Perché poi spesso magari distratti da queste situazioni ti hanno di fatto perdere un campionato, no? Perché poi la salvezza sarebbe stata la promozione diretta, che avrebbe in qualche modo un po' attenuato. E la polvere sarebbe finita sotto il tappeto, no? Sicuramente se il Palermo fosse stata prima in classifica, sicuramente secondo me tutta questa situazione non si sarebbe creata. E in più sì, tante difficoltà, perché mi ricordo pure un intervento che fece il difensore centrale Bellusci, non è neanche facile per i calciatori comunque finire una stagione normale, e quindi peccato, poi aspettiamo per vedere cosa succede, perché ancora non è niente di ufficiale, giusto? No, ancora no, ci saranno ricorsi e controricorsi. Settimana prossima ci sarà il verdetto definitivo. Però una cosa è certa, poi lo chiedo anche a voi, se di C si dovesse trattare, io credo che sarà la fine del Palermo, perché in Serie C non reggi l'urto di quel peso debitorio, e quale pazzo andrebbe a investire sul Palermo con un buco di bilancio così ampio? Non ci sono le condizioni in caso di C, ma ribadisco, le informazioni che abbiamo raccolto in queste ore fanno sì che il Palermo è speranzoso, che il Palermo ci crederà fino alla fine, e in questo momento ci sono i ricorsi non solo del Palermo ma anche del Foggia. Si va verso sempre uno scenario futuro con un play-out ripristinato, quindi un cambio e un nuovo ritorno indietro al passato, ma come diceva giustamente il mister, se a decidere le sorti di queste due formazioni, Palermo e Foggia, sono squadre che sono interessate, Perugia, Salernitana, Benevento, è chiaro che decidano portano acqua al proprio mulino. Deve decidere un organo maggiormente competente. Io in un mio editoriale in settimana ho invocato in questo caso l'impatto del presidente Gravina, il presidente della FIGC, che ha dimostrato di poter sbrogliare, di saper sbrogliare queste matasse, deve intervenire e deve prendere posizione, così come lo stesso CONI in determinate situazioni, ma ne potremmo citare a migliaia in questi anni, la Vibonese, le plusvalenze fittizie del Chievo Verona, anche lì non è finito, però ripeto, è un errore di base che si commette. E quello che diceva un po' il mister Zito, c'è sicuramente una problematica legata alla gestione, ai manager che nel calcio oggi purtroppo fanno la differenza in negativo. Veniamo però al calcio giocato, mister Modesto, perché c'è un Cosenza che ha portato a termine un campionato straordinario nonostante le difficoltà iniziali di un adattamento al cambiamento del campionato. Il Cosenza è uscito fuori alla grande nella seconda parte, grazie anche all'intervento del direttore sportivo Stefano Trinchera, che ha portato gli uomini giusti al posto giusto e al momento giusto, e soprattutto a un lavoro straordinario del tuo collega Piero Braia. No, l'impatto magari all'inizio non è stato semplice, perché comunque tanti giocatori venivano dalla Lega Pro e quindi poi si sono confermati i giocatori di Serie B, perché hanno fatto un campionato straordinario dove
è stata la squadra di rivelazione del campionato, è stata premiata anche il Cosenza come squadra, grazie comunque a un allenatore dove è un allenatore di quelli che allena da 30 anni se non mi sbaglio, non è stato mai esonerato, quindi qualcosa di buono vuol dire che ha. Quindi di tutto rispetto, con tanto rispetto per il mister, perché l'ho conosciuto, io è una persona veramente schietta, vera, è uno che comunque dice le cose come sono, e poi dopo ho fatto un grande lavoro a Cosenza, e io a Cosenza l'ho visto con tante facce quest'anno e mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto giocare con il 4-3-3, il 3-4-3, il 3-5-2, cambiava moduli, però sempre con gli stessi interpreti che interpretavano il calcio nel modo giusto ogni qualora che l'allenatore gli diceva come muoversi in campo, quindi è stato molto bravo secondo me anche con giocatori dalla seconda parte di campionato, con giocatori molto importanti, specialmente nel reparto avanzato. Non è il Cosenza che si adattava all'avversario, erano gli avversari che si sono adattati a Cosenza. Sì. La forza di base secondo me è stata proprio quella, non andare sotto in nessun campo e come abbiamo spesso detto, mister, un allenatore che più che essere un allenatore che si limita solamente a gestire il gruppo, ha fatto anche da padre a tanti calciatori, gestendoli nella miglior maniera possibile. A proposito di questo, dopo la pubblicità chiederemo anche a mister Zito la sua impressione sulla gestione per esempio di Tutino da parte di Braglia in un momento delicato del campionato. Paola, ci fermiamo? Sì, ci fermiamo, ci vediamo tra poco, pubblicità. Make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ecco, rieccoci, avete visto insomma il gol straordinario di Ungaro in occasione del playoff con il Monopoli da parte della Regina. Attilio, eravamo rimasti alla gestione di Tutino. Mister Zito, anche questo è significativo nell'arco di una stagione, no? Riuscire a limare aspetti caratteriali di calciatori forti, ma che per esserlo definitivamente hanno bisogno anche di un sostegno psicologico importante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche mentale. Nella formazione di un giovane calciatore ritengo che... E chi meglio di te, mister, lo può dire, dopo l'esperienza straordinaria con la Regina che fu di Lillo Foti, dei Martino, insomma dei 30 anni di calcio prodotto al Sant'Agata. Nella riuscita di un calciatore, di un giovane calciatore, secondo me l'aspetto mentale, che poi è molto ampio, è certamente più determinante rispetto a quello tecnico. Quanti talenti negli anni si sono persi per avere un aspetto mentale, forse secondo me il termine più esatto è una capacità cognitiva relativamente bassa. Quando c'è questo aspetto bisogna che gli adulti siano bravi, molto di più di quanto lavori sul campo. E credo che poi non conosco gli aspetti personali del calciatore in essere di Totino, però ritengo che lì Braglia sia uno di quelli abili sotto questi aspetti. Forse all'inizio il calciatore non lo capisce, perché sai, devi cercare di usare il bastone e la carota, come si suol dire. Poi una volta che lo recepisce e che riesce ad intervenire con la chiave giusta, ti ritrovi il talento che in effetti c'è. Dal punto di vista del campionato invece cadetto, chi ti ha impressionato di più, mister? Ovviamente il Lecce, come diceva Attilio, ha svolto un campionato straordinario, ma anche lo stesso Brescia, che non era proprio in primissima fila per la promozione diretta, no? In effetti hanno vinto il campionato, cioè sono stati promossi direttamente le due squadre che nessuno inizialmente avrebbe pronosticato. Il Lecce, il vantaggio negli anni si è visto anche in altri contesti, in altre squadre. Chi
arriva dalla C senza fare una rivoluzione e poi se lo ritrova in termini di coesione, in termini di gruppo, e il Lecce ha fatto una cavalcata di quelle esaltanti. Il Brescia anche per qualità di gioco mi ha favorevolmente impressionato, con interpreti di spessore ma non sulla carta la migliore, quindi queste due ritengo che sono state premiate e il responso del campo sia quello giusto. Attilio, c'è un discorso ovviamente di festeggiamenti, di complimenti, di inviti, il Cosenza a destra e a sinistra giustamente dopo una stagione trionfale rispetto a un campionato bello e divertente da parte dei Lupi. Però è giunto il momento, credo, insomma, della programmazione, soprattutto della strategia rispetto a quello che sarà il prossimo campionato dei Silani in Serie B. I numeri maturati durante tutte le partite casalinghe e in trasferta da parte dei tifosi inducano il Presidente a una valutazione notevole sotto questo aspetto, perché quello che la piazza chiede in questo momento è l'innalzamento della famosa asticella. No, l'asticella verrà alzata, anche il Presidente, anche dal punto di vista pubblico, si è soffermato dicendo che la volontà della società è quella di alzare l'asticella. Il direttore sportivo Stefano Trinchera è già ampiamente al lavoro, ha già bloccato 2 o 3 calciatori, il Cosenza è impegnato anche sul fronte rinnovi, perderà Castro Tdermaku, che nonostante il Cosenza abbia provato a blindarlo volerà in Serie A, il Torino è tornato pesantemente in corsa, il Parma è in corsa con il direttore sportivo Daniele Faggiano che lo ha osservato lungo tutto l'arco della stagione ed è rimasto stupito e convinto anche dell'importanza di questo giocatore in massima serie. Si attende proprio il placet della società ad accelerare queste operazioni e a cominciare a lavorare in maniera giusta e seria, ma la certezza è che si ripartirà da Stefano Trinchera sulla poltrona di direttore sportivo, ma più che poltrona in questo momento è abbastanza in giro per concludere operazioni di calciomercato, e da Piero Braglia, con cui c'è un accordo di massima per un rinnovo fino al 2020 nonostante i tanti interessi intorno all'esperto tecnico, l'esperto tecnico che si è appunto operato nel corso della settimana precedente, e quindi si attende solamente di formalizzare che ci sia il placet da parte della società all'accelerata di queste trattative. Capitolo a parte, secondo me meritano Palmiero e Tutino. Partendo da Tutino, il calciatore piace moltissimo all'Udinese, piace moltissimo al Genoa, non è stata formalizzata, secondo quanto ci risulta al momento, nessuna proposta formale al Napoli, ma un Napoli che ha intenzione di valutare il ritiro sia Gennaro Tutino ma anche Palmiero, per capire poi come e dove poter orientare questi 2 calciatori. Ma la valutazione che fa il Napoli soprattutto su Gennaro Tutino è una valutazione di quelle importanti, si sfiora la doppia cifra tra gli 8, i 9 e addirittura i 10 milioni di euro. Mister Modesto, sarà difficile trattenere, soprattutto se dovessero arrivare delle sirene importanti, al suo procuratore Gennaro Tutino, che ovviamente mira a migliorarsi. È chiaro che il miglioramento passa attraverso magari o un campionato di altissimo livello con il Cosenza o comunque il passaggio magari a una medio-piccola in Serie A, perché probabilmente al Napoli rimarrebbe un anno fermo o quasi. Il calciatore purtroppo sceglie sempre da quello che ti dice il procuratore di solito, quindi tante volte la scelta del calciatore passa sempre in secondo piano, però quando c'è che superi, che vai in un gradino più sopra, magari pensi già che sei arrivato al tetto massimo, però purtroppo quando vai di là devi poi tenerti e dimostrare che puoi giocare a quei livelli lì. Quindi Tutino, secondo me, il passaggio lo può fare, però avrà delle difficoltà sicuramente anche lui, avendo comunque un talento straordinario, anche se a Cosenza giustamente i tifosi non ne faranno almeno così facilmente, perché comunque è un giocatore che ha fatto vedere delle grandi cose. No, il Cosenza però farà un tentativo per cercare di trattenerli in campo, al momento chiaramente molto difficile per il talento e per il campionato svolto in maniera eccezionale da questi 2 calciatori, ma Tutino credo abbia dimostrato
di avere una personalità tale da poter imporre le proprie scelte. Io ritornerei all'estate scorsa, quando, non rendendosi conto probabilmente di aver scelto la soluzione più consona per il suo talento, ovvero Carpi, lì si impuntò con il suo procuratore rappresentato da Vincenzo Pisacane, volendo tornare a Cosenza, e poi l'empatia che si è creata tra Cosenza e Tutino secondo me va oltre a proposito di quello che il dici, semplice a proposito sentimento. di quello che stai dicendo, mister Zito, c'è come dire, il pericolo che alcuni giocatori diano il meglio di sé proprio in alcune piazze, come per esempio Tutino, no? Può essere un limite questo per il calciatore, perché se fai il ritiro con il Carpi non riesci a trovare, insomma, con una formazione che negli anni precedenti aveva sempre dimostrato e fatto campionati importanti, al di là di come è andata a finire quest'anno, ma può essere un limite per il calciatore? Spesso accade, è certamente un limite, poi è molto soggettiva la cosa, capita per problematiche con la società, problematiche con la piazza, problematiche con l'allenatore, problematiche anche di vita privata, spesso accade, però è un limite. Prima lo togli, prima questo deficit lo limiti e più hai probabilità di far bene nella tua carriera. Di certo ritorno sempre al concetto che quelli preposti a gestire il calciatore spesso sono determinanti per la riuscita dello stesso, quindi lì bisogna essere bravi a gestirlo bene. C'è la necessità, mister Modesto, però a Cosenza di fare un campionato di grande livello, un campionato che dia continuità a questo entusiasmo che non bisogna far spegnere, e per farlo serve davvero, come dicevo prima, un campionato all'altezza, un campionato che quantomeno dia il sogno dei playoff, che alimenta ancora di più poi fantasie che a Cosenza diventa un chiodo fisso, che è quello della massima serie, no? Sì, penso che sia ritornato di nuovo l'entusiasmo di quando il Cosenza era in Serie B nel 2000, 99, 2000, 2000, 2001, fino a quando non c'è stato quel fallimento del Cosenza Calcio. E quindi sicuramente tutta la città sogna sempre di migliorare l'anno, cioè se quest'anno hai fatto un grande campionato facendo comunque una salvezza, più che di una salvezza, il prossimo anno magari la gente si aspetterà qualcosa in più, ma il tifoso è così, cioè ogni anno si aspetta sempre in più, però non è facile, perché poi le società devono fare le scelte giuste, devono prendere, poi devi vedere chi va via, chi deve arrivare, e non è facile comunque formare di nuovo la squadra per ottenere dei risultati migliori di quest'anno. Attilio, abbiamo detto del Cosenza anche in relazione a quello che sono le strategie e soprattutto anche il mercato che è alle porte. C'è però il Crotone, no? Il Crotone che tira un grosso sospiro di sollievo, porta a casa una salvezza che a tratti sembrava anche difficile da raggiungere. Fortunatamente l'esperienza della società pitagorica ha pagato poi alla distanza perché l'obiettivo minimo arrivasse. Adesso però c'è da programmare anche qui, evidentemente non sarà più un mercato improntato alle riconferme dei senatori della Serie A, ma probabilmente si ripartirà dal passato, quindi dalle scelte di calciatori giovani, di emergenti, di gente che abbia fame e voglia di arrivare. Il primo tassello è stato messo, non c'erano particolari dubbi, notizie del giorno, il Crotone ripartirà da Giovanni Stroppa, c'è stato un summit in giornata tra le parti e si è scelto di andare avanti insieme. Il mercato è stato già improntato a gennaio con l'arrivo dalla prossima stagione dei talenti che hanno fatto benissimo a Gozzano, poi mister, i vari Messias, i vari Evans. Simi ha rinnovato in settimana, è arrivata l'ufficialità fino al 2022, così come Barberis. Primi approcci anche per il rinnovo di Mario Sampirisi, poche chance per il rinnovo di Marcus Rodien, che piace molto al Parma e piace molto anche all'estero, soprattutto in Inghilterra, al Newcastle. Per invece la strategia che hai dettato benissimo tu sarà quella, un Crotone che tornerà al passato, mister, ma con il passato poi si è arrivati in Serie A, è stata fatta veramente la storia con i vari Florenzi, con i vari Bernardeschi, con i vari calciatori che poi hanno fatto benissimo, però
hai citato due esempi che poi secondo me si sono anche smarriti nel corso della loro carriera. Ricci a Benevento quest'anno è andato un po' a corrente alternata, lo stesso Capezzi ha trovato poche chance di potersi esprimere sia alla Sampdoria che anche alla stessa Empoli, ma è un Crotone che ripartirà facendo il Crotone. Mister Modesto, ci si aspettava tantissimo quest'anno dal Crotone, ma spesso quando le aspettative sono altissime, sono alte, poi si rischia, soprattutto in Serie B, che è un campionato che tu conosci molto bene, un campionato difficile, un campionato dove se non corri, se non ci metti tanta qualità, anche rischi di andare sotto e poi fai fatica a risalire. È un po' la storia di questo campionato dei pitagorici, no? È un po' il campionato un po' al contrario, perché nella prima parte del campionato il Crotone purtroppo non ha fatto nessun tipo di risultato e dopo la seconda parte di campionato hanno fatto, mi sa che in classifica erano terzi in classifica, quindi vuol dire che hanno avuto un rullino di marcia di punti importanti, quindi, però la squadra era una squadra giustamente il Presidente aveva tenuto tutti i giocatori che avevano giocato in Serie A pensando che in Serie B si vinceva il campionato facile, però non è così, perché il campionato di Serie B è veramente così equilibrato che puoi vincere con chiunque ma puoi perdere con chiunque, quindi è un campionato a parte secondo me rispetto alla Serie A e alla Lega Pro, dove il pronostico delle volte delle squadre più blasonate vince sempre, invece in Serie B purtroppo non è così. E anche per questo è il campionato più bello, no mister? Che non può essere macchiato da episodi che vadano contro il campo. E infatti il Crotone ha vinto il campionato di Serie B con 82 punti, quindi quell'anno lì ci davano retrocessi, mi ricordo i giornali quando fanno la classifica, le griglie, noi eravamo ultimi dietro il giornale, invece poi abbiamo fatto 82 punti. A proposito di questo, no, quanto è grande la tua soddisfazione per aver portato la Serie A in una piccola città della Calabria, nella tua piccola città della Calabria, e sappiamo quanto sia difficile essere profeti in patria, no? Non è facile, io sono arrivato pure l'anno prima dove è stata un'annata molto più faticata di quelle di quest'anno, con il mister Drago, dove ci salvammo solo all'ultima giornata contro l'Entella. È stata una stagione un po' travagliata di risultati, di momenti, non è stata una bella stagione. Poi l'anno dopo, quando è arrivato Ivan, che era comunque un allenatore emergente, perché lui sì, ha avuto già esperienze con Gasperini da secondo all'Inter, al Palermo, poi aveva allenato la Primavera del Genoa, aveva allenato il Mantova l'anno precedente, aveva fatto qualcosa di importante con il Mantova. Con l'avvenire suo a Crotone ha portato qualcosa di nuovo che tanti giocatori magari non conoscevano, però io, avendo avuto come allenatore anche Gasperini, il modo di vedere il calcio era quello, quindi gli dicevo ai ragazzi più giovani ogni volta, perché io ho avuto tanti infortuni quell'anno lì, però tante volte riuscivo pure a giocare, tutto il resto, poi mi sono preso pure delle mie soddisfazioni grandi, perché comunque vincere il campionato e fare gol col Crotone proprio sotto la curva, quindi è stato qualcosa di grande, e quindi dicevo sempre ai ragazzi: approfittatene, perché questo qua vi fa diventare calciatori. E infatti tanti poi dopo di quelli sono andati a giocare in Serie A, hanno fatto contratti importanti. Ferrari adesso secondo me è uno dei difensori più forti che c'è col Sassuolo, gioca lui, ha giocato con la Samp, con Giampaolo, e quindi lui, mi ricordo che Ferrari l'anno prima era un giocatore normalissimo, quindi poi con lui è migliorato tantissimo, e poi in Serie A comunque si è dimostrato, perché poi ha avuto un altro grande maestro secondo me, che è Giampaolo, e quindi nella fase difensiva lui ha fatto difesa a 3 e quindi poi dopo ha passato una difesa a 4 totalmente diversa, quindi è un giocatore che si è completato. Completo. E a proposito di grandi risultati, c'è anche mister Zito che quest'anno si è divertito con la sua Cittanovese. A proposito di questo, Paola, so che hai una domanda anche per il mister Zito. Sì. Volevo chiederle, dopo questo campionato straordinario in Serie D, abbiamo addirittura battuto il Bari, lei si sente pronto per un'esperienza in una categoria superiore? Beh, ognuno di noi ha come primario obiettivo quello di migliorarsi, al di là se sei ambizioso o no.
sarebbe un giusto premio per chi con umiltà ha cercato di migliorarsi giorno per giorno, però non dipende solo da me purtroppo, quindi io ho fatto quello che ho sempre, sin dall'inizio, da quando ero nelle giovanili della Regina, ho sempre dato priorità al campo, mi definisco un uomo di campo con le mie idee. Prima il mister diceva che dal primo giorno, dal primo allenamento fino all'ultimo si è sempre divertito in campo, ed è quello che ti fa star bene e tra l'altro rendere. Perché tu dai qualcosa agli altri se lo fai con serenità, con allegria, ed è quello che io ho sempre fatto. Difatti ho un feeling particolare con i giovani, perché ritengo che siano quelli più predisposti al lavoro e all'apprendimento. Quindi, prima, a proposito di giovani, mister Modesto parlava di Missiroli, di Barillà, io ci aggiungo Nicolas Viola. A proposito di questo, se il nostro regista Enzo Linetti è pronto, andiamo a vedere nella controcopertina il profilo di mister Domenico Zito. Tacchi tacchi, tacchi tacchi rumba. La matematica non è un'opinione nella vita come nel calcio, così come i calciatori plasmati, valorizzati e regalati al grande calcio. È il caso di Domenico Zito, reduce da una stagione da incorniciare alla guida della cittanovese e con una qualificazione ai playoff sfumata per un soffio. La corazzata Bari battuta davanti al pubblico amico per un futuro che potrebbe riservare ancora diversi colpi di scena. La vocazione di allevare uomini prima che calciatori, Simone Missiroli, Antonino Barillà, Alessio Viola, un contributo fondamentale ad un settore giovanile come quello della Regina, che rese grande la Calabria e che regalò alla proprietà plusvalenze su plusvalenze. La cittanovese, portata a livelli altissimi, forse al di là delle più rose aspettative, un'idea di calcio spumeggiante, un 3-4-3 applicato alla perfezione, con varianti in grado di sorprendere gli avversari. Il grande salto lo attende e magari, chissà, può essere dietro l'angolo. Tacchi tacchi rumba. Ce l'auguriamo ovviamente, perché lo merita la capacità di saper gestire il gruppo, lo meritano le sue idee, ma lo merita anche la sua capacità comunicativa ed empatica, mister. Questo è un complimento che le faccio, perché lo sento, ma è un dato di fatto. Quanto c'è di soddisfazione, insomma, nell'aver compiuto un percorso straordinario con un piccolo centro della provincia di Reggio Calabria, con una città novese che è giunta agli onori della cronaca positivamente per una stagione esaltante, culminata poi anche con la vittoria contro i Galletti. Quando ho iniziato l'esperienza in Serie D, soprattutto lo scorso anno e questo che è finito, io ho detto al mio gruppo di calciatori, piuttosto giovani tra l'altro, ho detto che avevamo una sola chance per fare bene in quel tipo di campionato, perché per la nostra realtà era come scalare una montagna. Avevamo una sola chance, quella di creare immediatamente un'identità, di avere un'identità comune, avere un'idea di gioco e perseguirla. Poi può darsi che durante la stagione vai a prendere 4 gol da qualche parte, però affrontando tutti a viso aperto e con la consapevolezza di saper quello che bisogna fare, ci potevamo togliere delle soddisfazioni. In 2 anni abbiamo fatto 110 gol, abbiamo vinto a Messina con 5 gol, facendo 5 gol in una partita. Abbiamo vinto a Vibo e lo scorso anno vinse il campionato rifilandogli 4 gol. Abbiamo vinto quest'anno con chi ha vinto il campionato rifilandogli 3 gol, ed era la prima volta che aveva sempre vinto fino a quel giorno. Siamo andati a Nocera, abbiamo vinto 3-0 dopo 15 minuti, abbiamo vinto con la Cireale 5-0, abbiamo vinto a Gela 6-0, tutte squadre che alcuni anni addietro erano in A, B o C. E quindi questa era la nostra forza. Poi probabilmente qualcuno mi dice che abbiamo preso troppi gol, vabbè, è ovvio, però non avrei avuto la possibilità di giocarmela a viso aperto in contesti nettamente superiori a noi. Probabilmente avrei perso 1-0, però non avremmo fatto quei punti pesanti che alla fine ci hanno consentito di
raggiungere in entrambi gli anni una salvezza relativamente tranquilla, perché quest'anno l'abbiamo raggiunta a 7 giornate dalla fine, lo scorso anno addirittura era più o meno la stessa situazione, con un budget di spesa da squadra di eccellenza. Quindi la mentalità è quella di fare un gol in più dell'avversario. cerco di imitare il mister Modesto, non ci riesco con quella qualità, però siamo giunti davvero quasi ai titoli di coda. In conclusione, Attilio, anche per questa settimana direi che abbiamo dato davvero grandi notizie, ma poi abbiamo portato 2 personaggi di grande caratura al nostro pubblico. Sulle notizie forse il meglio deve ancora venire. Oggi sinceramente, personalmente mi sono divertito, ho appreso, sono stato qui, ho ascoltato volentieri, quindi complimenti ai 2 mister, un grazie a chi ci ha seguito, a giovedì prossimo. Grazie a mister Domenico Zito per essere stato presente a tempi supplementari, in bocca al lupo per il suo futuro, che potrebbe anche essere di nuovo alla Regina. vediamo, il tempo è galantuomo. Grazie a voi comunque e complimenti per come viene condotta la trasmissione. Grazie mister. Grazie anche a mister Modesto, non solo per aver fatto divertire i tifosi del Rende e chi è amante di questo splendido sport, un grazie ovviamente anche da parte loro, in bocca al lupo, speriamo insomma di vederti sempre ad altissimi livelli. Grazie di tutto, perché la vostra disponibilità è stata veramente bella. Se ci sarà un'altra occasione mi piacerebbe di nuovo essere qui con voi e raccontare, magari in un'altra veste, non da allenatore ma diverso, più sobrio. Più tranquillo. Okay? Grazie a mister Modesto, un grazie alla nostra splendida Paola per la sua sobrietà, per la sua bellezza e per il suo modo di saper entrare in squadra con noi. Grazie a voi, ci vediamo giovedì prossimo. Appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 21, sempre con Teleeuropa Network. Rimanete sintonizzati con la nostra programmazione. Se sbagli a volte sono peggio di una iena. Se torna a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera. L'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme. Con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma in sicurezza